Tutto pronto per la quarta edizione di Agrigento Noir? Quali sono le novità più importanti? Le novità più importanti sono ben 4. Una è la location. Abbiamo deciso di tornare nel centro storico di Agrigento, in questa piazza da poco ristrutturata che sta diventando sempre più il centro, proprio il cuore pulsante della città, piazza Ravanusella. Seconda novità è che non ci sono autori esordienti ma solo VIP, ogni sera ci saranno 3 autori. La quarta novità è che ci sono a presentarli in ogni sera 2 moderatori differenti. E per ultimo, che è sempre inerente alla piazza, non vuole essere quest'anno un festival solo letterario, ma come detto la cultura a 360 gradi, quindi dall'enogastronomia alla moda, diciamo anche alla ceramica. Quindi vogliamo far abbracciare la cultura del giallo alla cultura del territorio. Maria Concetta, lei sarà tra i presentatori del Festival Agrigento Noir. Sì, grazie ad Alessandro che mi ha coinvolta in questa quarta edizione di questo 2024. Presenterò la prima serata insieme a Tiziana Bonsignore, avremo degli ospiti eccezionali, Roberto Mistretta, Sara Bilotti e Patrizia Rinaldi, la mamma della Blanca televisiva. Quest'anno siamo arrivati alla quarta edizione di Agrigento Noir e avremo la presenza di grandissimi autori come sempre del resto. Gli autori che abbiamo scelto di invitare ad Agrigento quest'anno sono Patrizia Rinaldi, Sara Bilotti e Roberto Mistretta per la prima serata, mentre per la seconda serata abbiamo Salvo Toscano, Gaspare Grammatico e Fabio Mondadori. La serata conclusiva invece sarà dedicata alla presenza di Eleonora Carta, Giro Auriemma e Gaetano Savatteri. Come potete vedere sono 3 serate connotate dalla presenza di autori legati a un territorio specifico. La prima serata infatti saranno autori campani, mentre la seconda serata saranno autori siciliani, la terza serata saranno autori sardi. All'interno di ogni serata comunque abbiamo messo un outsider, quindi la prima serata ci sarà pure un siciliano, la seconda ci sarà un bolognese, Fabio Mondadori, mentre la terza serata ci sarà il nostro grande amico Gaetano Savatteri che ci allieterà con le sue sempre folgoranti performance. Vi aspettiamo il 25, 26 e 27 luglio ad Agrigento in piazza Ravanusella da Scaro Café nella grande atmosfera che si verrà a creare. Insieme a Irene Minisenda presenteremo la seconda serata di Agrigento Noir giunta alla quarta edizione. Per noi è un onore, abbiamo immediatamente risposto all'appello che ci ha lanciato Alessandro Cusareno, ma naturalmente anche al direttore artistico Salvo Di Caro. Sono narese anch'io come lui, e per noi è importante anche dal punto di vista giornalistico incentivare queste attività culturali. Poi si parla di libri. Tutti gli appuntamenti dunque dal 25 al 27 luglio saranno a partire dalle 19 in piazza Ravanusella qui davanti Scaro Café.